Svolgere un esame telefonicamente. È questa l'assurda modalità d'esame che gli studenti del Polo Universitario di Agrigento devono effettuare nei casi in cui i docenti provenienti da Palermo siano impossibilitati a recarsi alla sede universitaria agrigentina. Una pratica che è stata prevista durante una seduta del Consiglio di Giurisprudenza dell'11 ottobre 2018, da svolgere tramite Skype senza specificare se in videochiamata o chiamata vocale, con un membro della commissione a Palermo e uno ad Agrigento. L'esperienza più recente è quella degli studenti della facoltà di giurisprudenza, i quali hanno dovuto svolgere l'esame con una chiamata vocale tramite Skype, mentre la pratica più diffusa negli ultimi mesi è stata quella della videochiamata sempre tramite la stessa applicazione. In ogni caso, quello che emerge è la percezione negativa di queste pratiche virtuali, resa tale da persistenti rumori di fondo e continue interruzioni di linea che non rendono limpida la conversazione col docente e di conseguenza si considera dubbia la valutazione dell'esame. Una situazione simile non può che essere considerata inaccettabile, poiché persiste la sensazione di abbandono degli studenti del polo agrigentino, i quali ogni anno pagano ingenti tasse, al pari degli studenti della sede centrale di Palermo, vedendosi tuttavia sottoposti a tali disuguaglianze. È sensazione sentita più fortemente dagli iscritti della facoltà di giurisprudenza, ormai ad esaurimento corsi, il cui destino è più che incerto per gli anni a venire.